Buonasera a tutti, sono Lara Coppetti del gruppo Facebook Io voglio l'ospedale a Gemona. Avrei piacere di leggervi questo scritto che il nostro amico Pierluigi Goi ha scritto per noi e pubblicato sulla pagina Facebook. Solo i gemonesi conoscono la pazienza di questo torrente sotterraneo, carsico, ma quando la piovosità diventa copiosa e continua, esce allo scoperto e diventa dirompente. È una componente tipica del carattere dei gemonesi. Sopportano tanto e se ne stanno composti. Ma quando la misura è colma, l'acqua esce dal suo alveo e va dove deve andare. Forse la governatrice pro tempore non ha inteso bene la tenacia e la forza dei gemonesi e continua ad equivocare compromesse e prebende sorretta dall'assordante ed ambiguo silenzio assenso di 4 dei suoi sostenitori locali. La salute non è né di destra né di sinistra. Non si può equivocare sul futuro del nostro nosocomio che è inattivo, vero Udine, ed è a Gemona da centinaia di anni. La governatrice pro tempore pensa di favorire le aziende ospedaliere, amiche, facendo capire che chi le è contrario avrà vita dura. Non ama essere contestata e non è affatto democratica. Ma le governatrici passano ed i popoli restano. Sembra non aver capito che sta uscendo il Gleminate.